3, 2, 1, Susi, Patrizio, Sì, mi ero distratta, è vero, è vero. Sì, no, Tutte queste cose eri qua. concentrata sulle notizie. Sì, sulle notizie che sono, per esempio, lo sai che c'è un museo sul Monte Bianco, che è la TUIL della Val d'Aosta, la Maison Musée Berton. Questi Berton erano fratelli, sono fratelli, lui e Robert, e hanno fatto una casa museo. Nel 2015 questa casa museo viene appunto dalla loro casa della Val d'Aosta, che avevano riempito di oggetti tradizionali, ceramiche, stampe, culture, arredi, migliaia di volumi dedicati alla storia e alla cultura valdostana. Poi l'hanno donata al comune e adesso il comune ci organizza delle cose. Per esempio il 16 febbraio c'è il cestino di Cappuccetto. Iniziative, esperienze. Esatto, e il 28 marzo Chi ha dormito nel mio letto. La famosa favola degli orsi, che raccontava la mia mamma. Quindi bello, dai, Val d'Aosta, Aosta, Aondosta, bello, alla TUIL. È un posto veramente carino. A proposito di mostre, Palazzo Mazzetti, Asti, una magnifica mostra curata da Manuela Furnari con 143 opere di un grande pittore. Chi? Paolo Conte. Ah, ma dai. Lo sapevi? Paolo Conte dice: ma no, ma io fondamentalmente sono un pittore. Il mio strumento espressivo messo a suonare così è la pittura. Poi vabbè, la musica, d'accordo. Ma che grandi questi musicisti come Battiato, no? Cioè hanno veramente spaziato su tanti campi dell'arte. Bello. Sono un sacco di quadri di Paolo Conte. Sembra. Tu che cosa? Cosa dipingeva? Allora, vabbè, danzatori, mannequin, pugili, cavalli, piscine, certo. trombonisti, automobili, ma gli hanno chiesto: ma quando è che hai cominciato a dipingere? Quali sono i tuoi primi soggetti? Sì. E lui ha risposto: i trattori. Ma dai. I trattori di cui mi affascinavano la meccanica, la forma e i rumori. Ti rendi conto? I trattori. E a questo proposito, allora, io ne approfitto, lo so, voglio far vedere di quella volta dove io sono andato in giro con Hiro, il mio amico giapponese, a vedere un museo di trattori. Figurati se la bellezza dei trattori. Poi la bellezza del trattore. Hiro in realtà mi ha abbandonato e è andato a vedere l'abbazia di Vezzolano. Siamo in Piemonte, però il soggetto fondamentale erano i trattori. I trattori, guardate. Mi rimetto in viaggio col mio amico Hiro, lo chef giapponese, un compagno di viaggio sempre curioso, per raggiungere un campo sperimentale dove troverò altri esempi straordinari. Ma cos'è questo? Guarda Hiro, guarda! No! Ma che c'è quello? Non ci credo! No, guarda! Credo che sia per irrigare, per spandere, diciamo, i nutrimenti alle piante dentro alle serre. Ma questo è automatico? Automatico, guarda, va da sola! Ma pensavo qui c'è dentro il piccolo omino che guida... No, non c'è piccolo omino. No! Questa è alta tecnologia. Ma veramente? Sì, perché noi siamo qui vicino a un'azienda del CNR. Qui ci sono tutte le innovazioni in termini di macchine agricole, i nuovi trattori, le nuove... Trattore, io pensavo questo è ristorante, trattoria, osteria... No, trattoria nel senso dei trattori, ma non proprio delle trattorie. Non è così. No, non è così. Io voglio andare un posto storico. Vabbè, ma storia culto. Vabbè, allora fai che tu vai all'abbazia di Vezzolano. Io guardo al futuro, vado qui al CNR. Ciao, a dopo, Ciao. Oh, non ti perdere. Sì, ciao. Qui all'azienda del Consiglio Nazionale delle Ricerche c'è la storia della meccanizzazione agricola. Quanti anni ha questo trattore? È degli anni 50. Ah, come me! Sono messo meglio io però di questo trattore, Ma dai! Meraviglia! Ah, Marco, la manovella! Vabbè, ingegnere, scusi, perché investire nella meccanizzazione agricola? Il nostro è un paese che ovviamente ha una tradizione agricola
talmente antica e lontana che anche nel cercare di alleviare le fatiche degli agricoltori siamo stati tra i primi. Quindi il primo obiettivo era quello di far fare meno fatica all'agricoltore. Assolutamente. Ingegnere, grazie, le ridò la manovella perché qui attorno io vedo delle macchine speciali, delle cose veramente sorprendenti. Mentre Iro si sorprende che le pietre dell'abbazia di Vezzolano contengano fossili. Ma che sono questo? Buongiorno. Buongiorno. Ben arrivato. Grazie mille. È molto bello, vero? Bellissimo. Dove mi trovo qui? Qui è Vezzolano, la chiesa di Santa Maria, una chiesa costruita tra la fine del XII e i primi anni del XIII secolo. Ecco, prima di arrivare qui, io ho visto bellissima facciata. Questa è facciata... E quando? Come? È una facciata dell'epoca romanica, risale alla costruzione della chiesa. E poi anche ho visto la pietra naturale, forse pietra naturale di questa zona. Cioè, ho visto cosa c'è dentro, qualcosina c'è dentro. Da tutta questa zona del Piemonte, milioni di anni fa era il fondo del mare, quindi si accumulavano resti di animali marini, conchiglie, ma ci sono anche delfini, balene, animali di ogni genere. Ma qui 500 metri di altitudine, cioè, arrivava acqua di mare fino a qui? Incredibile, io non aspettavo incontrare conchiglie sulla montagna. O naturalmente questi altri filmati li trovate tutti su Per Caso TV, la nostra TV digitale che sta dappertutto. Ma come? Se ci cercate ci trovate, basta veramente la vostra volontà. Su Per Caso TV su YouTube. Voi andate su YouTube e scrivete Per Caso sì, TV. ma guarda, oppure andate su video di Prime Video e andate e mettete Susi Bledi con tutte le Y, Patrizio, Roversi, Velisti Per Caso, fate una cosa ancora Polinesia, insomma mettete una cosa così e andate. Una cosa ancora più semplice, andate su italiaslotour.it e da lì andate su Per Non lo Caso so TV. se è più semplice, Sì. comunque lo trovate, se ci cercate ci trovate, un attimo di Per Caso pazienza TV. e ci trovate. Va bene, va bene, E va trovate bene. un sacco di roba, tocca a te. Sì, allora Guida Viaggi ci racconta un'iniziativa che si chiama We Road. Ma come funziona We Road? Tu vai sul sito e scegli un viaggio. E dopodiché ci sono un sacco di destinazioni, Giappone, Thailandia, Vietnam, Cina, Indonesia, India, insomma un sacco di roba. Una volta che scegli il viaggio poi ti prenoti il tuo volo, perché non è compreso il volo. Ecco, ma se vuoi, andando sempre sul sito, vedi quali sono gli altri tuoi compagni di viaggio, no? E magari prendi Puoi scrivere lo stesso volo che prendono loro. Vabbè. Insomma, l'obiettivo è fare un viaggio assieme. È socializzare, va bene. farsi degli amici. Cioè, cosa si fa allora? We Road? We Road, che We vuol Road. dire noi in strada, vabbè, insomma. Va bene. Allora, qui giochiamo sulle pronunce perché adesso te mi dirai così eccetera. Turkish Airlines lancia l'etichetta già Turkish, Turkish. Lancia l'etichetta intelligente per i bagagli, che sarebbe, si è messo d'accordo con Samsung, no? Sulle valigie, per cui adesso a questo punto tu puoi utilizzare il servizio Smart Tagged Baggage Service basato sullo Smart Things Find, che consente un tracciamento più rapido dei bagagli dotato di Galaxy Smart Tag, grazie alla tecnologia Smart Things. Utilizzando la tecnologia Samsung, i passeggeri potranno anche caricare una foto della propria valigia sul Smart Thing Find, facilitando così l'identificazione dei propri bagagli. In poche parole, fotografi la valigia e in qualche modo poi la tracciano più facilmente. Vabbè, è interessante. Io faccio la valigia particolare, ci metto un fiocchetto e la trovo. Allora, antica fiera di San Valentino a Pozzoleone, che è un piccolo comune della provincia di Vicenza. È piccolo, meno di 3.000 abitanti, ma c'ha una grandissima fiera. Nelle prime 2 settimane di febbraio, l'antica fiera di San Valentino, una fiera dedicata alle tradizioni agricole, è arrivata
all'edizione numero 509, e quindi è antichissima, e insomma le associazioni, i volontari, una bella eccetera, fiera. organizzano Una questa bella cosa. fiera, ma perché è una bella fiera? È molto importante anche perché ci vado anch'io. Ah, ecco, vedi. Sì, il 4 febbraio sono là a parlare di prati stabili. Ah, il tuo compleanno, bene. Che mi sta molto a cuore. Allora, vi ricordate del concorso letterario su Per Caso TV? Ve lo ricordate o no? Sì, se lo ricordano, potete andare su Italia Slow Tour, vedere a questo punto saranno No, ma dai, ma come fanno ad andare su Italia Slow Tour? Vanno su Per Caso, lo trovano, no? Sì, vabbè, Per Caso TV. Per Caso TV trovano il concorso, il concorso. E quindi avete fatto il concorso? Sì, Ecco. ha fatto il concorso, selezioniamo i vincitori del concorso esatto. e per Caso TV. Ecco, e il palinsesto, ci sono un sacco su Per Caso TV, ci sono un sacco di novità, perché ci sono cose nuove, ogni momento mettiamo cose, perché noi abbiamo prodotto tanto, abbiamo continuato a produrre cose anche inedite. Inedite, brava, inedite. Dai, va bene, ci vediamo alla prossima, guardate Per Caso TV e poi ci sapete dire. Ci vediamo su Per Caso TV, YouTube. Ciao. Ciao.